Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano. Next race. Abbiamo la Mastart in Slovenia. Pretendo una buona prestazione. Vai Fiori. L'obiettivo è superare il Galizia per l'Under 23, speriamo. Dai Fiori. C'è tensione, Beppe. Vediamo se quando sistemo, dopo tutto il casino dell'allagamento comendiano, ma rimetto anche la webcam così da rendere tutto con un tocco comendiano. Vediamo. Vai. Oddio no. No, nebbione è finita. Mamma mia. Siamo 18esimi, ma c'è la nebbia scandalosa. Con la nebbia è impossibile giocare. Anzi, è impossibile sparare. Porca miseria. Non me l'aspettavo questa nebbiona slovena. Abbiamo recuperato molte posizioni, però un culo è molto figo oggi. Vai, tutti a uovo a dominare la scena. Dai, che Galizia non è impossibile superare. Voglio vincere la maglia Under 23. Vediamo dove è Galizia. Aspetta. Se non c'è neanche Godo, Fiori. Forse non c'è qualcosa. La Marecek. Boh, come mi sembra bello gasato oggi, eh? Siamo già noni. Ma che sparare in queste condizioni è difficile. Spero che per gli altri. Tante posizioni recuperate, ma c'è una nebbia vergognosa. Siamo decimi. No, c'è Galizia. Buonissimo, buonissimo. Very godo. Muovite però, amore, muovite. Un cume fantasmagorico. Siamo 7 place, 7 place. 7 place. Però siamo tallonati. No, ho sbagliato qua, non vedo un cacchio. Ottavi. Ma non siamo troppo distaccati dai primi, eh. Guarda come corre il cume qua. 6 place. Comunque Marecek, ragazzi, è illegale in 102 stati, eh. Come sesto, partivamo 19esimi se non erro. Questa è proprio una salita dura, ma sono là gli altri siamo tutti là. In questa nebbia scandalosamente incredibile. Ma siamo vicini, siamo vicini. Dobbiamo sparare bene però, raga. Vedete che le condizioni della neve sono le migliori per i nostri materiali, perché veramente stiamo pompando bene. Ok. Eccoci qua. Siamo con i primi, Beppe. Siamo con i primi. No, 2 errori. Malissimo, malissimo, malissimo. Non me l'aspettavo, doppio errore, purtroppo non ho la costanza, bastava 1, no 2.
Devo fare le cose in grande io. Podio andato. Con 2 errori in un poligono non puoi mai far podio, salvo che sei un, boh, non lo so, un razzo del culetto. 11esimi. Purtroppo sono il primo di quelli normali, diciamo. I primi 2 sono però, ragazzi, in mare c'è che i reserve sono veramente incredibili. Peccato. Non riesco a fare un percorso netto, purtroppo. Undicesimo posto. L'eterno piazzato. Non trovo Galizia però. Ah, che nebbia incredibile. Una nebbia senza un senso logique. Mare c'è che può diventare veramente un fenomeno anche nella diciamo categoria Coppa del Mondo, eh. Mamma mia. Quello tira come veramente un disperato, eh. Ok. Abbiamo recuperato qualcosa, occhio. Però, le dura. No. Quindi niente, ragazzi. Un errore, peccato. Ma è veramente impossibile, è impossibile. È di una difficoltà estrema queste condizioni climatiche. 11esimi, perdiamo una posizione. Dai raga, dai raga. Andiamo all'ultimo poligono. Dai, possiamo andare in top 10 se non cappelliamo troppo al poligono. Ecco, mi spinge Veneziano. Nona posizione. Ci siamo tallonati però. Ecco, spingi, spingi, dai vecchio mio. Dai vecchio cuore comendiano. Anche il podio è impossibile, cioè veramente il podio sta diventando una chimera, eh. Ok. Dai, dai. Ottavo posto. Un errore, sempre un errore. Che 2 maroni. Che 2 ball. Almeno non ho posto è possibile. Non se ne stiamo prendendo anche il decimo però adesso.
tiro ancora, sì che abbiamo delle statistiche mostruose sul tiro, però non bastano. Stanno tirando sti maledetti. Dai, la top 10, cacchio. Nonostante i tanti errori sono comunque messo bene, vado meglio nella mass start o nell'inseguimento, questo è poco ma sicuro. Non riesco a prenderla la top 10, mi dispiace perché la merito, però ne hanno di più forse sti qua. Sta arrivando il Cuba però, attenzione. Come sta arrivando, il Cuba sta arrivando, non ce la facciamo, per poco, 11esimi, peccato. Sempre piazzati, ci piazziamo bene ma non basta, Galizia dietro comunque, godo. Andiamo a vedere la classifica, 17esimi, siamo vicinissimi, ormai i primi 6 sono andati. Ok, ebook up, no allora andiamo in allenamento. Sì. No shop, posso allenarmi? Scusa, non posso allenarmi. Perché? Boh, bello però. Devo saltare la gara per allenarmi. Che a puttane. Allora, prima della Finlandia, ok. Qua sono più 5 più 1 shop. Vediamo una cosa. Sole 1000. Sole 500. Il boost. Io voglio quelli da 1000, cioè. Race. Fast. Vai. Vai raga, che siamo comunque centro classifica come volevamo. Vai, nei 3 laps qualche chance in più c'è se non sbagliamo niente. Vai. Vai Kuma. Sono partiti, beh dai, ce ne sono da tanti. La conquista della maglia dell'Under 23 invece è molto molto fattibile secondo me. Galizia è un bell'uomo, non come il culo, dai. Andiamo. In Finlandia bella giornata almeno, questo è importante. Dai, dai. 11esimo, partiamo un po' così. Sarebbe bello portare a casa una cacchio di medaglia, manco una, oh. Siamo già a metà stagione, eh. Entriamo nella zona poligono. 11esimi per il momento. Me ne mancano ancora tanti. Ne mancano ancora troppi. Ponticello finlandese. E andiamo a sparare. Ok.
Dai, abbiamo sparato abbastanza bene, un po' lenti, ma va bene così. Ok, decimi, dai. Se vogliamo avere una speranza di medaglia dobbiamo finire primi. Dobbiamo spingere di più, dai, che siamo nella sprint, cavolo, abbiamo troppo... Dobbiamo spingere di più, come, dai. Salitona mostruosa, salitona mostruosa. Settimi, dai Cuba, dai Cuba. 7th place. Cominciamo subito a tirare. No, c'è una bella discesona. Ragazzi, siamo settimi, siamo. Ma perché? Cosa sto sbagliando? Ottavi. Aiuto. Questo gioco è di una bellezza disarmante, ma è di difficoltà. Ok. Siamo al secondo giro. Ultimo. Dai, zero, ti prego, zero errori, avere una minima chance. Mi basta la minima. Dai, zero errori ma lenti, lenti, lenti. Zero errori ma lenti. Tutto a posto. Dopo ci manca la velocità nell'esecuzione. Boom, boom, boom. Dai, 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 dai. Dai, dai, corri, 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 corri. Dai, come, dai, come. Quarti. Niente, non ne veniamo fuori, mancano ancora tutti i big, purtroppo. Non ne veniamo fuori. Quarto posto. Ma ripeto, ne mancano troppi. Ok, andiamo. No! Dai, Cuba, dai! Male, male. Terzi, ma manca ancora tutti i big. Ma infatti siamo già quinti, sesti, che pur non sbagliando niente. I fenomeni sti qua, Decimo, vivo, madonna, che prova di merda che ho fatto. Siamo meglio, sinceramente. 11esimi. Almeno Galizia è dietro, godo. Qua mi avesti qua, Fiori non li batti, sono più forti, punto. Questi sono più forti, non si batte. Abbiamo Mass Start. Dai. Dai qua. Dai che andiamo. Siamo 17esimi, partiamo perché nella generale siamo così.
Però a spingere tanto nel primo giro che magari siamo più riposati e riusciamo a guadagnare di più. Vediamo, proviamole tutte, Fiori. Non abbiamo molte chance. Dobbiamo portare a casa sta fottutissima medaglia in questo primo anno in IBU Cup. Difficoltà hard. Siamo tutti molto vicini. Nevicata importante qui in Finlandia. Stiamo spingendo tanti in questo primo giro. Vediamo se è la scelta giusta. Vara questo, che mi si mette in mezzo ai maroni. Ho spinto veramente tanto, Adesso devo prendere energia perché sennò so cazzo. Adesso servono energie. È quello che volevo, siamo sesti dopo il primo laps. Devo sbagliarne sempre uno, perché? Perché deve essere così un pirla? Ho sparato veloce almeno, Peccato, veramente. Avevo fatto una gran cosa, ma non basta. 14, non è possibile. Un errore 14esimo. Nessuno sbaglia adesso. Ma non ha sbagliato nessuno. Cagare. Fa rabbia, fa rabbia. Sono fenomeni sti qua. Potevo finire in zona podio subito al primo poligono. Invece l'errore, devo fare l'errore di merda, no? Dai, però, dai, grinta, cacchio. Ho già dato tanta energia nel primo giro, quello. Non ne veniamo fuori. Ok, siamo comunque vicini ancora tutti, Questo è importante. Buono, dai. Ma muovite! Dai, che recuperiamo dell'ottavo posto. Sono stanchino già, sono già a metà della barra. Adesso devo un attimo andare con calma perché sono veramente un suicidio. E il podio è là, il podio non è lontano, se non sbaglio colpi. Credo il Cume è stanco, nel primo giro ho dato veramente troppo. Così qua gli salto i campionati del mondo che tanto non abbiamo molte chance, mi alleno là.
Cerchiamo di non perdere troppo, ma non possiamo sprecare troppa energia adesso. Siamo nel momento topico della gara. Siamo tutti là. Pian pianino andiamo a prenderci. E adesso potevano rompermi i coglioni adesso, no? Male c'è per questo. Non ci credo. No, l'ultimo sono un coglione, però dai, ma puttana Eva. Niente, non ho la freddezza ancora. In questa categoria qua non ho ancora la freddezza. Vada che ha sbagliato. Malissimo, malissimo. Potevamo lottare per il podio tranquillamente, ma devo sbagliare, come un pirla. Dai. È ancora poco freddo, che sono meno 12. Non abbiamo ancora proprio la freddezza del momento topico, come si suol dire. Quasi quasi io mi alleno un po', voglio dare una sterzata a questa stagione, piuttosto perdo qualche gara. Ma l'ultima sessione del poligono. Volevo superare Galiz, e questo è, vabbè. Vediamo adesso, forse ci conviene i campionati mondiali se possiamo. Dai. È solo il primo, ma 0 e vabbè, Chiris è un altro fenomeno. Dai, recuperiamo sicuramente qualcosa. Chiaramente non basta per il podio, ma va bene. 11° posto. Recupero molto in realtà. Questo gioco è veramente per i fenomeni. Siamo alla terza stagione, però abbiamo ancora margine. Il campione della Europe Cup è un po' in difficoltà, nel senso vuole la medaglietta. Tante medaglie di legno abbiamo preso, è quello che mi sta sui maroni. È quello che è fastidioso, però. Dai ragazzi, dai. Niente,
neanche il 10° posto, affancuore va. Sì, ancora 11°, mamma mia, in Finlandia siamo abbonati all'11° posto. Grazie. Vabbè. Vediamo la classifica. 18°, però ho 26 punti di vantaggio di Gareth. Ma perché quando non c'è, scusa, però non è giusto, cioè se non abbiamo gare, fammi allenare, cazzo, cioè, vabbè. Non capisco, sta roba non la capisco. Niente. Beh. Allora, qua abbiamo la sprint. E dopo qua abbiamo l'Ibu Champion, dopo la Norvegia. Ok, dai, ci spariamo questo. Ok, dopo basta. Vai. A caccia di sta medaglia maledetta. Andiamo subito, questo non mi piace. Non mi piace partire subito. Vabbè. Siamo proprio qua i quarti a partire, vabbè. Andiamo tutto, Fioi. Avevamo riferimenti così, purtroppo. Siamo già terzi comunque. Dai, Fiori, dai. Quinti, non capisco, però stiamo dando tutto. Guarda, questa non capisco dove sbagliamo. Non capisco dove è il cappello. Io non sbaglio, io non sto sbagliando. Oh, finalmente, almeno vedo un primo posto. Siamo in 4, ma va bene. È chiaro che non possiamo sbagliare il poligono, eh. Ok. Andiamo a sparare, Fioi. Bene la prima sessione, dai. Una prima sessione importante. Siamo secondi per pochissimo, dai. Vediamo senza riferimenti, vado meglio, chissà. Qui in Norvegia è la patria del biathlon, quindi voglio far bene, cacchio. Dai che spingiamo, dai che spingiamo. Dai che qua siamo messi bene. Perdimi, ma ripeto, non... alla Galizia, maledetto Galizia. L'Under 23 più fastidioso del mondo, Giampaolo Galizia. Questa è la sfida con Galizia per il maglia dell'Under 23. Ma sta spingendo veramente a tutta, eh. Su come, su come, su come. Guarda come rompe i coglioni sto uomo. Maledetto Galizia.
Fastidiosissimo, cazzo. Ma chiaramente non posso permettermi errori se voglio avere una minima chance. E sbaglio l'ultimo, no, vabbè. Mi nervosisco troppo, però non è possibile, oh. Basta, quindi è chiaro che la prima posizione, il podio è già andato, una sprint non puoi sbagliare neanche, mezzo, purtroppo. Siamo ancora primi, ma perché sono netti st'altri. Non è che roba, abbiamo Gentaglia, a parte Galizia. 3 errori ha fatto Galizia, dai. Peccato. Senza quell'errore, non dico che... Cioè, vediamo come finiamo, perché chiaramente conta meno l'errore quando fai i giri, però... Quantomeno vedo il primo posto per qualche minuto, che bello. Come dai, come... Un bel vantaggio, ma ripeto, su 3 persone, cioè non su 50 purtroppo. Stiamo dando veramente più del tutto. È che quando non hai riferimenti faccio fatica, certo quell'errore potevo evitarmelo all'ultimo poligono. Mi sta spingendo Veneziano. Come sta veramente dando tutto. Un secondo addirittura. Ah, c'è il norvegese adesso. Siamo primi con un buon vantaggio, ma è chiaro che ne mancano ancora 39, mi passa. Vediamo. Siamo già secondi, evviva. Già terzi, evviva. Attenzione. Quarti, quinti, almeno una medaglia di legno, dai. Cesti, vediamo senza l'errore. Non ci credo. Forse podio. Porca puttana. Grande sprint però. Peccato. Peccato. Vabbè, direi basta per oggi. Vediamo nel total score. Superiamo Galizia, la sfida è per l'Under 23. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!